al sole, perde il controllo dell'auto ed esce di strada. Nervesa, la vettura si ribalta, muore 77enne storica catechista del paese, era sempre presente per tutti, il ricordo dalla parrocchia commossa. La morte di Edoardo Bernardi sconvolge le comunità di Caorle, San Sino e Motta di Livenza. Il racconto di chi lo conosceva e si pensa ad una fiaccolata in sua memoria sul luogo della tragedia. Il sindaco Mario Conte ci guida in un esclusivo tour all'interno dell'area da 23.000 metri quadrati che verrà trasformata dai cantieri appena iniziati. Stasera la prima parte del viaggio. Omicidio di Adriano Armelin, la procura di Treviso chiede l'ergastolo per il 37enne marocchino che massacrò di botte uccidendo in casa l'anziano a Pieve di Soligo. Caccia ai banditi che hanno assaltato l'abitazione di Cavallino Treporti ferendo il 33enne che cercava di difendere mamma, papà e nonna. Il giovane operato nella notte, uscito dalla terapia intensiva, ha perso molto sangue. La scuola media di Sant'Angelo a Treviso, presa di mira dai ladri, terzo colpo in 10 giorni. Nelle razzie rubati soldi e computer, la preside un oltraggio, non c'è più rispetto per la scuola. Anche in Piazza dei Signori, come a Roma, il flash mob organizzato da Azione per ricordare l'attivista oppositore di Putin morto in circostanze non chiare, adesione di tutti i partiti, difendiamo la libertà e la democrazia. Manuel Bresolin, 17 anni, di Cavaso del Tomba, studente a Valdobbiadene, conquista la medaglia d'oro ai campionati della cucina d'Italia di Rimini nella categoria miglior studente di cucina d'Italia. E dunque l'avete sentito prima dai titoli, tragico incidente mortale questa mattina in una strada secondaria di Nervesa della Battaglia, a perdere la vita Pierina Barro, 77 anni, di ritorno dalla spesa al mercato, il luogo dello schianto a pochi metri da casa, il ricordo del paese, storica catechista di Nervesa, sempre pronta a dare una mano, è la 13ª vittima delle strade nella Marca da inizio anno. La fuoriuscita di strada è l'auto che dall'impatto con la canaletta per la raccolta dell'acqua sbanda e si capovolge. Un'uscita di strada che non ha lasciato scampo a Pierina Barro, 77 anni, mentre tornava a casa dalla spesa mattutina al mercato nel centro di Nervesa della Battaglia. Le tracce ancora evidenti ai bordi della stretta via Granze, dove l'anziana signora abitava. La tragedia questa mattina intorno alle 9:30. Sul posto intervenuti i sanitari del SUEM 118 che, nonostante l'arrivo tempestivo anche dell'elisoccorso proveniente da Padova, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 77enne. Il luogo dell'incidente è solo a un centinaio di metri da casa, dove erano presenti anche i familiari. La conosceva quasi tutti qua in paese, era molto solare, diciamo una brava persona. Poche parole per raccontare quello che la madre è stata per il paese di Nervesa. A lungo catechista, ora faceva parte del coro della parrocchia. Ma siamo rimasti un po' perché domenica, ieri era messa con la nuora, e siamo rimasti così, non lo so. Penso che sia venuto un malore, un infarto, qualcosa, perché era vicino a casa, è molto disponibile e era sempre allegra lei nonostante le difficoltà, una persona molto positiva, aveva un carattere piuttosto forte, però una bravissima persona. Probabilmente un malore è la causa della fuoriuscita, ma non si esclude anche un abbaglio provocato dal sole a quell'ora ancora basso. L'amministrazione, nelle parole della sindaca Mara Fontebasso, si stringe al dolore della famiglia e dei conoscenti. I funerali saranno celebrati giovedì 22 alle 15:30. Ed ancora una morte sulle strade del Veneto, il ricordo di Edoardo Bernardi di soli 19 anni da parte di chi lo conosceva. Intanto si pensa ad una fiaccolata nel luogo della tragedia in sua memoria. Si pensa già ad una fiaccolata nella strada dove ha perso la vita a soli 19 anni Edoardo Bernardi. A dirlo Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba, che si è sentita nelle ultime ore con la mamma di Edoardo, Maria Celeprin, ancora sotto shock per la morte improvvisa del figlio. Una scia di luci per ricordare Edoardo e per porre ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale dopo l'ennesima morte sulle vie del Veneto. Erano circa le 13:30 quando Edoardo stava percorrendo a bordo della sua moto un Honda CB 650R la strada metropolitana 59 che da San Stino di Livenza porta verso Porto Santa Margherita, località di Caorle dove si era trasferito da poco con la famiglia. Edoardo frequentava l'ultimo anno del liceo economico sociale al Marco Belli di Portogruaro, dove a giugno si sarebbe diplomato. Quando alcuni docenti sono entrati nelle loro classi per fare una classica lezione, hanno visto studenti piangere, lì abbiamo capito quanto lui all'interno dell'istituto fosse conosciuto.
sapeva intessere buone relazioni, belle relazioni, era un ragazzo di compagnia e viveva la compagnia in modo sano. Edoardo era schietto, era una persona genuina, sincera. Quando lo guardavi, quando lo vedevi, riuscivi a capire chi lui era. Questa mattina in classe i compagni e amici si sono raccolti attorno al banco di Edoardo, rimasto vuoto. Ognuno di loro, penna alla mano, ha scritto un suo ricordo. Noi studenti oggi abbiamo fatto un'attività un po' terapeutica, ecco, se così si può chiamare. Quando ci siamo incontrati questa mattina, ovviamente il pianto è stato un po' l'accoglienza. Ne è uscito fuori un ritratto di Edoardo, giustamente vissuto da loro come un grande amico, una sottolineatura che molti hanno fatto e direi molto importante, che nei momenti in cui loro potevano trovarsi in difficoltà, hanno trovato in Edoardo una persona con la quale ci si poteva confidare. Appassionato delle due ruote, per molto tempo aveva frequentato la società sportiva di ciclismo Mottense, praticando per anni anche da agonista. Sono scosso anch'io. Lui è iniziato con noi da giovanissimo, con la Mottense, ha fatto 2 anni di esordiente, 2 anni di allievo e poi ha deciso di smettere a correre. È a bordo della sua bicicletta che la società lo ricorda con un post commosso. Tante le persone che sotto hanno lasciato una parola di conforto, anche la famiglia sconvolta dal dolore. Lo legava la marca all'attività di cui il pad è un socio, il pub ai Templari di Susegana, dove ogni tanto lavorava. Ancora da definire la data dei funerali. Papa Francesco ha rivolto una preghiera a Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, le due cugine morte nel terribile incidente della 28 di 3 anni fa, travolte dal SUV di Dmitry Traikov, il 62enne bulgaro, oggi in carcere. Il pontefice, attraverso la segreteria di Stato, ha infatti risposto ad una lettera di Alain Fragasso, papà di Jessica e zio di Sara, che da anni ha intrapreso una battaglia in memoria delle due ragazze e più in generale per la sicurezza stradale. Papa Francesco parla di conforto e pace, estendendo la sua benedizione anche alle due figliolette di Sara sopravvissute a quel terribile incidente. È stata un'emozione enorme che ci aiuta ad andare avanti, afferma commosso Papa Alain. Ringrazio Papa Francesco non solo per le parole, ma anche per aver risposto in pochi giorni. È un segnale di grande vicinanza. Ed ora parliamo invece dell'omicidio Armellin. Oggi in Corte d'Assise il pubblico ministero Caprarola, al termine dell'arringa, ha chiesto per Mohamed Boumaraoun, il 37enne marocchino che uccise il pensionato 83enne Adriano Armellin, l'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi. Il legale dell'uomo, l'avvocato Filippo Viaggiano, ha invece chiesto l'esclusione delle aggravanti del reato di tentata rapina e la riqualificazione in omicidio preintenzionale o volontario non aggravato. L'udienza è stata ora fissata per il 22 marzo per le eventuali repliche e poi per la pronuncia della sentenza. Il brutale omicidio avvenne il 25 marzo 2022 nell'abitazione del pensionato. Il 37enne ubriaco fece irruzione nella casa dell'83enne con lo scopo di rubare, ma si trovò di fronte alla vittima che picchiò a sangue e poi legò le mani ed i piedi. Fatali i numerosi colpi alla testa. Armellin morì il giorno seguente in ospedale a Treviso. Viene considerato uno degli interventi più incisivi degli ultimi decenni per Treviso. Stiamo parlando della ristrutturazione dell'ex caserma Tommaso Sassa, che entro il 2026 diventerà un nuovo centro vitale per studenti e cittadinanza, ma anche un polmone verde con un bosco urbano. Il sindaco Mario Conte ci guida all'interno della struttura prima degli interventi che la cambieranno in maniera importante. Un viaggio nel passato guardando al futuro in un reportage che vi proponiamo in 2 parti. Questa sera la prima. Sindaco, dove ci troviamo? Siamo all'esterno dell'ex caserma Salsa, uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana che in queste settimane è cominciato qui nel nostro comune e che vedrà investire le risorse del PNRR. Questa è una restituzione di 23.000 metri quadri di territorio comunale che da sito abbandonato diventerà un luogo rigenerato e utilizzato dalla nostra comunità. Vi faccio vedere quali sono i progetti che metteremo in campo. Siamo all'interno, ma in particolare dove?
Sì, questa è l'area esterna della caserma Salsa, che diventerà un polmone verde, con una forestazione urbana e un parco didattico che vedrà inserito all'interno anche un anfiteatro e dei luoghi dedicati allo studio, al tempo libero, con addirittura una biblioteca. Allora, cominciamo da questo edificio. Che cos'era e che cosa diventerà? Ma questo era una vecchia officina della caserma e diventerà un luogo pronto ad accogliere le start-up, gli studi universitari, e aule studio, sale riunioni. Troverà spazio anche un porticato verso la Viale Brigata Marche, quindi con un arretramento, e apriremo più varchi, perché l'obiettivo è che la caserma non sia più delimitata, ma sia permeabile alla comunità, tant'è che ci sarà una pista ciclabile che collegherà le Acquette al quartiere di Selvana. Come potete vedere, gli spazi sono davvero ampi. Pensate che nei 23.000 metri quadri di area recuperata, più di 10.000 sono all'interno di questi immobili e saranno interamente restituiti alla comunità. Ovviamente lo stato di degrado di questi immobili è abbastanza evidente, però dobbiamo avere la forza e la voglia di immaginarlo completamente riqualificato, perché in queste settimane i cantieri sono cominciati. Sindaco, abbiamo visto questa parte di intervento di riqualificazione, adesso dove andiamo? Questo è un cantiere articolato che si svilupperà ovviamente in più fasi. Oggi abbiamo visto la prima fase, domani vi racconteremo il proseguio dei cantieri e la seconda fase. Ed ora continuiamo con la cronaca, andiamo a Cavallino Tre Porti, caccia e banditi che hanno assaltato l'abitazione ferendo il 33enne che cercava di difendere mamma, papà e nonna. Il giovane operato nella notte è uscito dalla terapia intensiva, ha perso molto sangue, almeno 3 gli spari in casa, dicevano se parli ti uccidiamo, c'era sangue ovunque. Appena ho aperto la porta mi hanno dato col calcio della pistola in testa. E da quel momento io istintivamente li ho presi e ho chiamato mio figlio che era sulla stanza in bagno e le ho detto: Alberto, dammi una mano, dammi una mano. Un incubo quello vissuto domenica pomeriggio dalla famiglia Biondo in via Pordelio a Caballarin, frazione di Cavallino Tre Porti. Alberto Biondo, 33enne, che vive nell'abitazione con i genitori, il fratello e i nonni, è stato ferito da un colpo di pistola per aver tentato di fermare insieme al papà Maurizio, 63enne, la violenza dei 3 rapinatori. In quel momento stava facendo la doccia, ma è accorso immediatamente, richiamato dalle urla e dai rumori della colluttazione fra i malviventi e i familiari. Quando ho tirato su mio figlio, i due che erano giù a terra sono scappati. Sono scappati fuori dalla casa, però è rimasto quello che era giù con la pistola in mano. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui quel calcio della pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue e dicevo a mio figlio: Alberto, dammi una mano, e in quel momento lui mi ha detto: no, non ce la faccio, mi hanno sparato e dopo io ho tenuto finché ho potuto e dopo, quando mi faceva male la testa, ho lasciato, lui è andato indietro e ha caricato la pistola e me l'ha buttata addosso e mi ha detto: se non stai zitto ti uccido, e ha detto: stai zitto perché ti sparo. Erano circa le 18:30 quando i 3 banditi col volto coperto sono entrati da questa porta che in quel momento era semi aperta, e da quel momento per la famiglia Biondo è iniziato il terrore. Al piano terra c'erano i nonni ottantenni, poi casualmente è scesa la mamma di Alberto che si è trovata i 3 di fronte. Io ero sulle scale che scendevo dall'alto, come arrivo dalla porta per andare in cucina, che era chiusa, questo mi abbraccia, erano in 2 e avevano la pistola. E io chiamavo Maurizio e lui zitta. Mio marito ha sentito subito, è uscito e da lì si hanno preso loro e ha battuto la pistola in testa. Tanto sangue, ma quanto ne ha perso, perché col colpo la pallottola che c'era sulla gamba veniva fuori sangue continuo.
È stato lo stesso Alberto, nonostante il dolore e l'abbondante perdita di sangue, a chiamare i carabinieri e i soccorsi, giunti sul posto poco dopo con l'elicottero che l'ha portato all'ospedale di Mestre, dove è stato operato al ginocchio. Dopo aver trascorso la notte in terapia intensiva, l'hanno trasferito in ortopedia e nei prossimi giorni sarà nuovamente operato per le fratture femorali. Se non l'avessero scaraventato sulle scale, ha raccontato ancora il padre, almeno uno di loro non l'avrebbe fatta franca. Alberto infatti è noto per la sua corporatura, essendo campione di bodybuilding, anche per questo non ha esitato a difendere la sua famiglia. Dopo averlo colpito, i tre, che sembra fossero italiani, anche se hanno parlato poco, sono fuggiti a piedi, a mani vuote. Hanno cercato di fermare una macchina con le pistole, ma da quello che hanno detto, però la macchina ha accelerato e è andata via. E dopo non so più niente da dove sono andati. I nonni all'inizio pensavamo ad uno scherzo di carnevale, abbiamo detto toglietevi le maschere, i banditi ripresi dalle telecamere video al setaccio. Se entrai in casa, da me basso, dopo se andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo ho trovato mio figlio che è mio nipote che ha combattuto. Sono stati i nonni i primi a trovarsi faccia a faccia con i tre rapinatori che una volta dentro al piano terra gli hanno fatto cenno col dito di stare zitti. Forse erano proprio loro l'obiettivo dei rapinatori, che poi invece sono stati sorpresi dagli altri familiari. Già era violento, già sì, perché era persone normali. Già era e stai zitti e basta, con la pistola puntata. Poi i colpi di pistola. Non uno solo. E ne ha ancora colpi di pistola. E già era 3. La nonna di Alberto credeva addirittura si trattasse di uno scherzo in maschera. Credemmo che fosse un scherzo, ma se fosse stata qui da roba del carnevale, sa che già incappucciai e fortunai di avere che ne cappia. Ma uno scherzo non era. Poche parole, racconta la nonna, a cui hanno dato alcuni colpi in testa, ma che forse hanno rivelato qualche dettaglio. Miei mi pare che cappia parlare l'italiano, però dopo ha parlato parole solo. Gli ha detto sita e che parole che mi pare di aver capito che ha detto Giovanni. In casa non c'era Gianmarco, il fratello minore di Alberto, che è stato subito avvisato. Ero a Jesolo con i miei amici e in quel momento in cui mi hanno chiamato io ho corso con una velocità incredibile a piedi per recuperare la macchina. Sono arrivato con la macchina qui nel nostro giardino, ho visto 2 ambulanze, 3 pattuglie dei carabinieri, sangue su tutte le scale di entrata, e quindi non avevo capito ancora, non avevo percepito cosa fosse successo veramente. Nel momento in cui sono arrivato ovviamente ti senti anche un po' in colpa per non essere stato presente. Alberto non me l'aspettavo perché lui è come si può dire, un ragazzo molto introverso, molto tranquillo, anzi odia diciamo la parte del combattimento. Lui è un professionista dal punto di vista del bodybuilding, si allena tutti i giorni e quindi diciamo che la sorpresa per i delinquenti non è stata delle migliori, ecco. Mio padre allo stesso modo ha reagito con una forza che anche ancora adesso gli dico appunto la bravura e il coraggio che hanno avuto entrambi. Poteva andare peggio, poteva esserci scappare la tragedia. Ora è caccia ai rapinatori che sono fuggiti a piedi nella notte. I carabinieri di Cavallino e San Donà hanno passato al setaccio la zona fino a notte fonda anche con l'elicottero, ma al momento dei 3 non c'è traccia. Ed ora torniamo a Treviso, terzo colpo in meno di 2 settimane alla scuola media Mantegna di Treviso, spariti PC, soldi, ma i responsabili si sono divertiti a mettere a soqquadro aule e uffici. Nel mirino anche le verifiche. C'è questo continuo
oltraggio alla scuola, perché si tratta in effetti di un oltraggio, cioè di un entrare e mettere a soqquadro la scuola, ed è il terzo. Non c'è pace per la scuola media Mantegna di Treviso per la terza volta nel giro di una decina di giorni nel mirino dei ladri. Era successo poco meno di 2 settimane fa, quando ignoti si erano introdotti nell'istituto forzando i lucchetti, entrando nelle aule, portando via un computer portatile, un microfono e del contante. Secondo episodio nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, scassinati e aperti gli armadietti dei collaboratori scolastici. Nuovo colpo nel fine settimana, approfittando della chiusura del plesso hanno scardinato una porta, prima hanno preso di mira i distributori di bevande, scassinati per portare via le monetine contenute all'interno. Hanno aperto cassetti, hanno aperto armadi, hanno messo a soqquadro verifiche, alcune le hanno mal tagliate, accartocciate, hanno cercato fra i computer, hanno forzato alcune porte, hanno tentato di forzare più che una cassaforte, un armadio blindato che contiene documenti, però non ci sono riusciti. Spariti anche dei compassi e dei termometri. Quando questa mattina i collaboratori scolastici sono arrivati a scuola, l'amara sorpresa, immediata la denuncia alla polizia. Per gli studenti l'appello in cortile, lezioni iniziate con un'ora di ritardo per consentire agli agenti della scientifica di rilevare eventuali impronte lasciate nelle stanze. Le indagini sono in corso. Dell'episodio è stata informata anche l'amministrazione comunale, che è intervenuta per mettere in sicurezza le porte danneggiate. E anche stanno facendo un sopralluogo per poter ripristinare i sistemi anti-intrusioni, i sistemi antifurto, che ci sono ma in questo plesso non erano funzionanti. Avevamo detto naturalmente all'amministrazione, avevamo dichiarato questo, che non erano funzionanti. In tutti e 3 gli episodi i responsabili si sono divertiti a curiosare tra i cassetti, i mazzi di chiave, mettendo tutto a soqquadro. Io rilevo solo questa grande volontà di mancare di rispetto, ecco, all'istituzione, questo sì, questa grande mancanza di rispetto, questa gestione della scuola in questo modo così aggressivo e oltraggioso. Siamo alla sanità, 20 giorni per trovare 100 medici da impiegare nel pronto soccorso del Veneto come liberi professionisti, questo lo prevede l'avviso di Azienda Zero. È un passo importante perché ci darà la possibilità di avere una graduatoria di colleghi medici per appunto i pronti soccorso, dove oggi abbiamo delle carenze di personale e dove che si utilizzano molto le società cooperative per coprire i turni. Il direttore generale dell'Usula 2 Benazzi accoglie come una boccata d'ossigeno l'avviso predisposto da Azienda Zero per trovare in Veneto circa 100 medici disposti a lavorare nel pronto soccorso della regione come liberi professionisti, e questo in attuazione della delibera regionale pubblicata venerdì scorso, che prevede di lasciare gradualmente scadere i contratti in corso con le imprese di fornitura del personale, con l'obiettivo di procedere direttamente agli ingaggi con i singoli gettonisti secondo tariffe calmierate che vanno dai 40 euro per gli specializzandi agli 80 per gli specialisti. Una corsa contro il tempo, l'avviso scadrà infatti tra 20 giorni. Nella Marca le maggiori difficoltà si registrano nei pronto soccorso periferici come Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco, complessivamente una ventina i camici bianchi che mancano all'appello. Potranno candidarsi in primis medici specialisti in emergenza urgenza, medici specialisti in altre discipline equipollenti affini o in possesso dell'idoneità all'emergenza sanitaria territoriale, ma potranno presentare domanda anche medici in possesso di altre specializzazioni, medici in formazione specialistica e laureati e non specializzati, che potranno essere impiegati negli ambulatori per i codici minori. Potranno candidarsi infine anche i medici in pensione. C'è questa graduatoria, credo che l'Azienda Zero e la Crite ci autorizzeranno a pescare subito e metterli subito in campo per dare una risposta. La durata del contratto sarà determinata da ogni ULSS, che avrà così a disposizione un piano ben definito sul quale contare. Avendo anche finalmente chiarezza di chi fa che cosa, cioè quindi abbiamo per l'ULSS 2 tot medici e sappiamo benissimo che questi avranno il compito di poi andare a sopperire alle carenze dei colleghi che non riusciamo a trovare come a tempo indeterminato. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio, siamo alla politica, terzo mandato, le forze di maggioranza si stanno confrontando, così la ministra per le riforme Casellati, che però ribadisce il no di Forza Italia. La strada quindi è sempre più in salita e da Venezia interviene anche Matteo Renzi. Dopo le europee Salvini e Meloni andranno da soli, intervista a Casellati di Francesco Ratai, mentre a Renzi di Lorenzo Maier. Forza Italia non è favorevole al terzo mandato. La ratio del terzo mandato è la concentrazione di poteri per troppo tempo. Il problema è che, siccome sono veneta e si parla di Zaia sicuramente è un buon governatore, è riconosciuto a livello nazionale. Purtroppo non stiamo parlando di lui, stiamo parlando di una regola di carattere generale, per cui questo è il punto. Nulla di personale, non si tratta solo di Zaia, fa intendere la ministra Casellati, che così ribadisce il no espresso dal segretario forzista Antonio Tajani al terzo mandato per i presidenti di regione. Non un dettaglio, visto che la posizione fa a pugni con l'emendamento di segno opposto presentato una settimana fa dagli alleati della Lega, definito salva Zaia, non certo in maniera distensiva, anche dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Casellati, da titolare del Ministero per le riforme, non chiude però al dialogo. Stanno riflettendo i partiti di maggioranza su questo, c'è proprio in commissione un emendamento della Lega, vedremo un po' quale sarà il punto di caduta. Punto di caduta che rischia di diventare di rottura, anche se lo stesso Matteo Salvini nel weekend ha rivelato che non sarà questo emendamento a far litigare il centrodestra. Penso si possa parlare con molta più tranquillità dopo le europee, ha aggiunto nelle scorse ore il presidente friulano Federica. Da Venezia, l'altro Matteo fa intendere come la partita sia soltanto all'inizio. Salvini sta facendo questa battaglia per il terzo mandato, ma in realtà la Meloni vuole mettere le mani sul Veneto, vuole mandare a casa Zaia, e quindi la discussione che si sta svolgendo oggi a Roma è una discussione non sul terzo mandato, ma sui rapporti di forza tra Meloni e Salvini. E io non escludo che dopo le europee possano anche litigare, magari arrivando, se non ci sarà il terzo mandato, a due candidature diverse. Ancora la politica, anche in Piazza dei Signori a Treviso, come a Roma, la fiaccolata organizzata da Azione per ricordare l'attivista oppositore di Putin morto in circostanze non chiare. Ci colleghiamo in diretta, perché lo vedo sullo schermo, in diretta con noi, con il nostro Lucio Zanato. Lucio, buonasera. Buonasera da Piazza Indipendenza, vedete siamo ai piedi della Teresona, questo è il piccolo memoriale che tutti i partiti, ma tante persone, oltre 150, hanno organizzato in ricordo di Navalny. Sono con Fabio Pezzato, responsabile di Azione per quanto riguarda la Marca Trevigiana, ed è Azione anche a livello nazionale con Carlo Calenda che ha organizzato questo momento. Perché questo memoriale e soprattutto perché parlare di Navalny in Italia? Ecco, allora, perché? Il motivo è molto semplice. Carlo Calenda ha fatto un invito a tutti i partiti a livello nazionale e questa sera, alla stessa ora, alle 6:30, a Piazza del Campidoglio, ha fatto una manifestazione come noi questa sera abbiamo fatto qua a Treviso. Questo penso sia stato un momento altissimo, di altissima democrazia. Pensate sia poca cosa chiamare persone con sensibilità diverse, partiti di tutti gli schieramenti, centrodestra e centrosinistra, tutti qua uniti in nome di un altissimo richiamo alla democrazia, a un pensiero autenticamente liberale e a un pensiero autenticamente europeista. Tanto è vero che appunto, se vedete le immagini, c'erano i rappresentanti di tutti i partiti, di tutto l'arco costituzionale, dalla sinistra alla destra, quindi Fratelli d'Italia, quindi Lega, tra l'altro Lega oltretutto anche per certi versi in alcuni momenti criticata per la vicinanza con Putin. Detto questo, avete organizzato anche un minuto di silenzio, sentiamo adesso gli applausi al termine del minuto di silenzio, e soprattutto tutto questo non finirà solo a Treviso. Ecco, io penso proprio di no, anzi da Treviso deve essere un momento di inizio. Ecco, io penso che questa sera è stata una serata veramente storica per la nostra città, perché siamo veramente riusciti a mettere assieme tutti quanti, come giustamente lei diceva.
tutto l'arco costituzionale, centrodestra, centrosinistra, ma soprattutto io ho visto persone veramente di tutti e più diversi pensieri, con un unico minimo comune denominatore: la voglia della democrazia, la voglia di un pensiero autenticamente liberale. Ecco, tra l'altro va detto che queste immagini, le foto e le riprese saranno consegnate alla vedova di Navalny proprio come testimonianza che Treviso non dimentica il gesto di questo dissidente che ha immolato la propria vita per la propria patria. E da Treviso è tutto, a te la linea. Buonasera. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie anche al suo ospite. Noi andiamo avanti, ci spostiamo a Padova per i fedeli di Sant'Antonio. È la celebrazione più importante dopo la festa del 13 giugno. Parliamo della festa della lingua andata in scena ieri, una festa al quale hanno partecipato anche molti trevigiani. È stato padre Roberto Brandinelli, ministro provinciale, a celebrare la cosiddetta festa della lingua, un rito religioso ma anche molto legato alla tradizione popolare. In pratica si ricorda il miracolo della scoperta della lingua di Sant'Antonio, ritrovata perfettamente integra nel 1265, ovvero 32 anni dopo la morte del santo e ben 759 anni fa. E dopo le celebrazioni del 13 giugno, festa del santo, quella della lingua è la celebrazione più importante, con la processione della reliquia e migliaia di fedeli presenti e arrivati da tutto il mondo. La messa solenne è stata accompagnata da una processione di religiosi, ma anche di pellegrini, una fila interminabile, l'emozione della gente, le parole di Monsignor Ravelli, delegato pontificio della Basilica del Santo, che ha celebrato la messa della mattina e che ha fatto un appello alla pace. E così, durante la messa della sera, la reliquia della lingua è stata trasportata in processione lungo le navate della Basilica, tra i fedeli emozionati e felici di prendere parte a una cerimonia davvero unica. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Manuel Bresolin, 17enne di Cavaso del Tomba, conquista la medaglia d'oro ai campionati della cucina Italia di Rimini nella categoria miglior studente di cucina d'Italia. Il giovane studente della scuola DF di Valdobbiadene frequenta la classe quarta. A seguire Bresolin nella competizione il professor Alcide Candiotto, docente di cucina che lo ha accompagnato sin dall'inizio di questa avventura, e il professor Paolo Andreolli, direttore della scuola professionale valdobbiadenese. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Giornata di attesa a Cortina, devono iniziare i lavori per la nuova pista da bob. Gli ambientalisti organizzano un presidio e continuano a sperare che la macchina della costruzione si inceppi. Pista Eugenio Monti di Cortina fa discutere, devono cominciare i lavori, oggi un presidio per protestare. Però a dire la verità, guardando i partecipanti, non tanti e soprattutto pochissimi di Cortina. Tante le sigle ambientaliste riunitesi a Cortina per protestare contro la costruzione della pista da bob. Quasi altrettanti gli appartenenti delle forze dell'ordine a scongiurare il rischio di disordini che per fortuna non si sono minimamente registrati. Quella che era la Eugenio Monti del 1956 oggi è un corridoio in terra battuta e chi manifestava inorridisce al pensiero della cementificazione. Noi speriamo che qualche ritardo ancora gli impedisca di fare. I tempi sono assolutamente impossibili. La pista di bob dei Giochi Olimpici moderni, costruita più in fretta fino ad ora, è stata costruita con 250 giorni in più. Dito puntato sui costi, lievitati a dismisura. C'erano state promesse Olimpiadi a costo zero e i conti che abbiamo fatto ad oggi sono solo conteggi istituzionali, quindi spese previste da regioni o dallo Stato italiano. Siamo in prossimità di 6 miliardi di spesa. Qui si spenderanno 128 milioni di euro quando la vecchia pista era stata chiusa già nel 2008 e solo la gestione della pista costerà 1.400.000
euro all'anno a un comune piccolo di 5.800 abitanti come Cortina d'Ampezza. Assente o quasi la politica ed i suoi rappresentanti, tranne chi su questo lato del fronte si è sempre schierato. Non si può pensare di spendere 120 milioni di soldi pubblici quando la sanità bellunese è allo stremo, addirittura i tecnici dicono che dovranno essere ridotte le strutture a causa delle continue perdite dell'ULSS, e non è possibile spendere 120 milioni di euro per una pista da bob quando l'intero sistema scolastico del Veneto ha ricevuto meno di questi fondi dai fondi europei del PNRR. Dobbiamo avere delle priorità politiche e qui la battaglia non è soltanto ambientale ma è economica e sociale. Buttiamo 120 milioni di euro che capisco che non si possono trasferire agli ospedali come qualcuno vorrebbe, però non si possono nemmeno buttare così. Intanto la pista che c'era non c'è più e per quella che ci dovrebbe essere non è ancora stata posata la fatidica prima pietra. A raccontare quello che era e quello che potrebbe essere, accompagnando i manifestanti lungo il percorso, e chi quegli anni ruggenti li visse in assenza di tecnologia, comunicando al telefono e allo speaker il passaggio degli atleti. A Cortina d'Ampezzo, dove ci sono grossi problemi di alloggiare gli atleti sempre, sia in stagione che in fuori stagione dove gli alberghi sono chiusi, su un pendio come il nostro a solo i 1200 metri dove fa troppo caldo, dove la temperatura è sconveniente per fare il bob. A San Moritz sono a 1800 e hanno la pista tutta girata a nord. E allora lì tiene addirittura in naturale fino adesso. Qui da noi invece lo vedete, siamo a metà febbraio e neve non ce n'è quasi più. Proteste legittime ma faziose, liquida così Berton, numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti, il presidio ambientalista di questa mattina a Ronco di Cortina, e afferma: le Olimpiadi sono il plus per il nostro territorio, il bob rappresenta il futuro. Le proteste le trovo assolutamente legittime, anche se devo dire molto faziose, perché alcune delle cose che vengono dette, che sono state dette, che verranno dette nei prossimi 2 anni sono ideologie oramai superate. Le Olimpiadi, se fatte anche a Cortina, devono essere fatte bene. Nessuno si è inventato alcunché. Il bob era ed è nel dossier olimpico e chi ha segnato le Olimpiadi sapeva che il plus della candidatura stava nella realizzazione di una nuova pista. La presidente di Confindustria Belluno Dolomiti risponde così alle proteste di ieri e di oggi degli ambientalisti e non troppo velatamente anche al recalcitrante Comitato Olimpico che da domani sarà in tour tecnico nelle sedi di gara in Veneto. Abbiamo lottato per avere questo evento, per tutto ciò che rappresenta per il nostro territorio, e il bob fa parte di questo grande progetto, dice Lorraine Berton. Non ci sarà un danno al patrimonio verde stupendo, bellissimo, di cui siamo tutti innamorati. Anzi, ne verranno messi di nuovi e più giovani che forse proprio con le nostre intemperie abbiamo visto con il Vaia, forse sono anche in qualche modo un dovere oggi farlo, perché abbiamo visto il disastro che c'è stato per il Vaia sui nostri territori. La presidente di Confindustria parla della legacy dell'eredità olimpica, degli investimenti sulle infrastrutture e sul futuro dei giovani. Una Olimpiade ridotta sarebbe una umiliazione per Cortina e la provincia tutta. Noi non possiamo presentarci di fronte al mondo come gli ultimi arrivati. Abbiamo la struttura, abbiamo la capacità, abbiamo la forza, abbiamo la volontà. Abbiamo una occasione, una delle poche occasioni che ci vengono date. Lavoriamo tutti insieme e crediamoci nel rispetto della natura, ma lavoriamo per tutelare questa fragilità. Oggi le infrastrutture si fanno con tecniche completamente diverse, non 4.0, 5.0. C'è un'azienda che garantisce il lavoro, che lo garantisce ben fatto, che lo garantisce nei tempi. Basta polemiche, andiamo avanti e pensiamo al futuro e ai nostri giovani. Quanto agli eventi, Confindustria Belluno Dolomiti con provincia e comune di Belluno stanno lavorando ad una 4 giorni olimpica. Il piano è già stato illustrato alla regione, i dettagli saranno svelati al massimo tra 15 giorni. Sicurezza sismica in primo piano, ne sono oggetto le scuole. Oggi vi parliamo della primaria di Badilette. Fondi PNRR per il cantiere della scuola primaria Andrea Brustolon di Badiletta, cantiere che avrà come oggetto il miglioramento sismico della stessa. L'opera prevede una spesa di oltre 540.000 euro. L'intervento è su un edificio veramente di rilevanza storica, è sostenuto da un contributo del PNRR
e anche da un finanziamento del Comune per andare a sostituire gli impianti elettrici e idraulici. L'obiettivo è restituire alla comunità un edificio risalente ai primi del Novecento completamente sistemato. Lo si farà attraverso un miglioramento sismico della struttura, finalizzato a ottenere un maggior livello di sicurezza. Rientreremo presumibilmente entro settembre 2024, anche se abbiamo trovato dei lavori in più da fare nell'impiantistica elettrica e quella termica. In questi giorni stiamo adeguando sostanzialmente i prezzi e l'intervento che dobbiamo fare. È certo che questa scuola, essendo un plesso anche importante per tutto il Castionese, richiede il massimo impegno sia dell'impresa ma anche della nostra amministrazione per dare i tempi certi secondo il cronoprogramma che l'impresa sta rispettando. In particolare gli interventi che saranno realizzati nelle prossime settimane riguardano l'irrigidimento dei solai esistenti, il loro collegamento alle murature e il rinforzo o sostituzione di architravi. Brustolon a Badilet per cominciare, ma il programma dei lavori pubblici è ben più ampio. È partito anche il cantiere della scuola primaria di Borgo Piave e in questo momento sono già 6 i cantieri, quindi le opere partite con fondi PNRR. Quindi dal palazzetto De Mas, quindi il raddoppio, poi abbiamo le 2 scuole primarie, abbiamo la Antoli Casoni, il Ponte Veneggia e anche l'auditorium. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione alle 21 Ring. Grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Previsioni per martedì 20 febbraio. Sul Veneto tempo buono grazie alla presenza dell'alta pressione. Nuvolosità variabile fino al primo mattino con qualche addensamento, in seguito cielo poco o parzialmente nuvoloso con ampi spazi soleggiati. Foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature stazionarie e miti, minime tra 4 e 7, massime su 14-15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia di primo mattino cielo nuvoloso, poi via via più sereno. Di notte possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Sul Trentino Alto Adige ampio soleggiamento ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.